Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Reddito degli avvocati in Calabria, il volume d'affari medio più basso con 22.671 euro, in Lombardia gli avvocati più ricchi. Sono 3.600 i malati di sclerosi multipla in Calabria, 110 le nuove diagnosi ogni anno, definito in regione il percorso diagnostico terapeutico assistenziale, maggiori risorse per aiutare i malati. Nuove professioni sanitarie, inaugurato all'Unical il corso di laurea che partirà nel 2018. Fondamentale la sinergia con l'Università Magna Grecia di Catanzaro. Il corso sarà a numero chiuso. Il comune non rischia il dissesto. Il sindaco di Vibo, Elio Costa, rassicura i cittadini e ai nostri microfoni dice soluzione vicina. 30 nuovi alloggi popolari nel quartiere San Vito Alto a Cosenza. La riqualificazione riguarderà anche via Popilia con l'installazione di 50 ascensori. Ricoverava mafiosi per far evitare il carcere. Nuovo sequestro di beni per un valore di 6 milioni di euro nei confronti del medico chirurgo reggino Francesco Cellini, già coinvolto nell'operazione Sansone. Prestigioso riconoscimento per Rocca Imperiale, il centro dello Ionio Cosentino entra nella rete dei borghi più belli d'Italia. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, gli avvocati calabresi sono i meno pagati d'Italia. A rilevarlo l'annuale rapporto redatto dalla Cassa Forense. Il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza conferma le difficoltà dei professionisti mortificati da costi esosi. Sentiamo. Troppi e poco pagati. Chi sono gli avvocati calabresi? Secondo il rapporto che si chiama I numeri dell'avvocatura, redatto dalla Cassa Forense, presentato oggi a Milano, nella nostra regione si contano 7 avvocati ogni 1000 abitanti, un numero, lo riconoscono gli stessi professionisti, elevato e con un volume d'affari che è il più basso d'Italia, pari a 22.671 euro, una situazione confermata dai vertici dell'Ordine Cosentino. Il problema, come sapete, non è solamente della Calabria, ma è nazionale. Il reddito è più alto al nord, è più basso rispetto al nord al centro e ancora più basso al sud. Quindi è evidente che anche nell'avvocatura si riflette quello che è un dato nazionale. A questo si aggiunga che qua la minore possibilità di trovare posti di lavoro e di inserimento nelle aziende piuttosto che nelle strutture pubbliche aumenta naturalmente il numero degli avvocati. Non si fanno concorsi nelle pubbliche amministrazioni che normalmente erano il posto più congeniale a chi aveva studiato giurisprudenza e quindi i giovani naturalmente si affacciano alla professione di avvocato e questo riduce naturalmente a livello generale il reddito pro capite di ogni avvocato perché il numero ovviamente è elevatissimo. Un mestiere che affascina ancora nonostante gli alti costi. E questo è il problema, la professione affascina perché secondo me, lo dico da Presidente dell'Ordine, è la più bella professione che esiste non solo in Italia ma nel mondo. Il diritto di difesa è una cosa veramente bellissima che prende l'anima, che prende la coscienza di ogni avvocato, ma questo dato si scontra con quello economico perché oggi fare la professione è molto costoso. È costoso essere iscritti alla Cassa degli Avvocati che ha dei costi piuttosto elevati ai fini previdenziali, è costoso tenersi aggiornato, è costoso avere uno studio con tutte le attrezzature necessarie che oggi sono richieste per esercitare in maniera qualificata la professione d'avvocato. E quindi nonostante questa passione che certe volte i giovani hanno, non hanno poi la fortuna di poterla coltivare come invece sarebbe stato loro diritto. Cambiamo argomento, migliaia i malati e centinaia di nuovi casi ogni anno. La sclerosi multipla è una patologia da affrontare con la massima attenzione in fase di diagnosi, terapia e assistenza. La Regione Calabria ha varato un percorso da seguire per rispondere alle esigenze della popolazione. Gianluca Pasqua, sentiamo. In questo
Crescono le richieste di assistenza da parte di malati di sclerosi multipla e cresce l'impegno di risorse organizzativo da parte della Regione, che ha varato con il decreto 140 il percorso diagnostico terapeutico assistenziale. 3.600 i malati in Calabria, 110 nuovi casi ogni anno. Nel corso di un incontro in cittadella regionale sono state affrontate le tematiche relative allo stato dell'arte e alle prospettive di lavoro, alla diagnosi e alla terapia, la riabilitazione e la costruzione di una rete specifica, il percorso del farmaco, la valutazione medico-legale in ambito assistenziale e previdenziale dell'INPS, il ruolo regionale dell'Associazione delle persone con sclerosi multipla, l'importanza della ricerca e della formazione. Il commissario della Sanità Massimo Scura plaude alla rinnovata sinergia tra gli attori chiamati a collaborare per ottenere il miglior risultato possibile. A fronte di un decreto che dà le linee guida già dal 2017 alla soluzione e al PDTA, cioè al percorso diagnostico terapeutico assistenziale per questa malattia, finalmente con grande merito devo dire tutti i soggetti che sono interessati alla cura del malato e quindi i medici, gli infermieri, diciamo, gli operatori sanitari del territorio, quelli dell'ospedale, sono tutti, i neurologi in particolare, sono tutti collegati tra di loro e insieme tirano fuori qual è il percorso migliore per il paziente. La cosa più importante vista dal mio punto di vista, diciamo che non è quello specificatamente clinico, è che si mettono insieme le persone. Le persone che si mettono insieme tirano fuori delle soluzioni che, essendo condivise, primo, essendo frutto di una multidisciplinarità, essendo frutto di una pluriprofessionalità, non possono che essere l'ottimale per il paziente. La dirigente di settore del Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie Liliana Rizzo ha ricordato che il percorso assistenziale per la sclerosi multipla garantisce, secondo un progetto personalizzato e integrato, la presa in carico del paziente, assicura la diagnosi tempestiva di malattia, il monitoraggio clinico strumentale e il trattamento, un modello rodato nell'ASP di Cosenza e da esportare. Era atteso da anni e partirà il prossimo anno accademico all'Università della Calabria di Arcavacata il corso di laurea in professioni sanitarie. Stamattina la presentazione nell'aula Caldora, il percorso di studi in sinergia con l'Università Magna Grecia di Catanzaro. Vediamo. Il corso di laurea in professioni sanitarie è in realtà presentato ufficialmente questa mattina nell'aula Caldora dell'Università della Calabria. Si partirà da settembre 2018, dunque prossimo anno accademico, 40 gli studenti ammessi e naturalmente numero chiuso. Ma cosa si studierà e a quali bisogni di sanità sapranno dare risposta i futuri professionisti? Un profilo professionale che si dedicherà all'attività di educazione sanitaria e di prevenzione nei confronti del singolo soggetto, della famiglia, della collettività, delle comunità complesse. Voglio dire che l'operatore assistente sanitario avrà anche un compito transculturale di grande significato, cioè opererà per l'inclusione e il recupero sociale anche di quelle marginalità che acquistano visibilità solo nelle notizie di cronaca. Un risultato possibile grazie alla sinergia con l'Università Magna Grecia di Catanzaro. È un traguardo storico, è il primo corso di laurea interateneo voluto dalle due università, Magna Grecia e Università della Calabria, ed una sinergia molto promettente per lo sviluppo anche di una rete formativa che possa porre argine a quello che è una tara strutturale degli atenei meridionali, cioè la migrazione studentesca. L'Unical quindi ha rinunciato alla facoltà di medicina o è il primo passo verso una facoltà di medicina? Ma oggi il percorso formativo in ambito sanitario è un percorso che è fatto di più tappe, di più segmenti. La formazione sanitaria ha una pluralità di profili professionali e soprattutto ad essa si rivolgono una pluralità di istanze che appartengono alla stessa tensione di qualità della prestazione assistenziale. La giornata ha registrato anche l'intervento della professoressa Anna Teresa Palamara, presidente della sezione terza del Consiglio Superiore di Sanità, su vaccini a mente aperta. Presenti in aula anche i rappresentanti del comitato Frivax della provincia di Cosenza. Sempre a proposito di sanità, al via il tavolo tecnico che dovrà definire gli aspetti e le procedure per la realizzazione del nuovo ospedale di Palmi. Sentiamo.
Prende forma il tavolo tecnico che dovrà monitorare l'iter per la costruzione del nuovo ospedale di Palmi e rapportarsi con le istituzioni regionali, a cominciare dal presidente della giunta regionale Mario Oliverio. La scorsa settimana l'incontro del governatore con la cittadinanza palmese e i sindaci della piana di Gioia Tauro in un'aula consiliare stracolma di cittadini che avevano l'esigenza di rassicurazione che il nuovo ospedale si farà. Rassicurazioni arrivate sia da Oliverio che dal responsabile del progetto Domenico Pallaria. Ieri la nomina del sindaco Giuseppe Ranuccio e della consigliera di minoranza Mimma Di Certo come i primi due componenti di questo tavolo, accolto positivamente dallo stesso presidente Oliverio. Il nuovo cronoprogramma per la costruzione del nuovo ospedale della Piana prevede per il prossimo 22 agosto il termine di consegna del progetto definitivo. Nelle more si cercherà di indire la conferenza dei servizi, che ha una tempistica di 3 mesi, e si avvierà la verifica del progetto definitivo da parte della società esterna già individuata. Una volta validato il progetto definitivo si darà il via alla progettazione esecutiva che secondo contratto ha una durata di 4 mesi. Il tutto dovrebbe concludersi entro il mese d'aprile del 2019. Nelle settimane successive, espletate le procedure di assegnazione dei lavori, è possibile dunque ipotizzare l'apertura del cantiere. Adesso ci spostiamo a Vibo Valentia, dove il comune non rischia il dissesto. Il sindaco Elio Costa rassicura i cittadini e ai nostri microfoni dice: soluzione vicina. Prima la corsa contro il tempo per evitare il commissariamento in materia finanziaria alla luce della diffida della prefettura, quindi una prima delibera adottata nel giro di un'ora che prevedeva un piano di riequilibrio in 15 anni, avviando di fatto una procedura di dissesto guidato e portando il comune verso una seconda dichiarazione di default in appena 5 anni. In mezzo le dimissioni dell'assessore al bilancio e l'arrivo di una consulente esterna, la docente universitaria Maria Nardo, che individua la soluzione per ripianare il disavanzo stimato in oltre 7 milioni di euro attraverso una procedura ordinaria in 3 anni che evita la nuova dichiarazione di dissesto e ridà ossigeno all'amministrazione comunale sull'orlo di un collasso quasi mortale. Il sindaco Elio Costa, rinfrancato per il mancato pericolo, convoca una conferenza stampa e ricostruisce gli ultimi frenetici giorni della sua amministrazione. La prima notizia è che è scongiurato il rischio di un altro dissesto. Sì, è scongiurata nel modo più assoluto, anche perché ci sarebbe stata di già qualche difficoltà a creare un altro dissesto, casomai di predissesto, e il predissesto si poteva evitare soltanto con una delibera che prendeva in considerazione il risanamento in un lungo piano quindicennale, del piano di riequilibrio si chiama. Noi abbiamo evitato questo, nonostante in un primo momento sembrava la soluzione più facile da adottare, abbiamo evitato studiando e approfondendo e arrivando alla conclusione che ce la possiamo fare se riusciamo a combattere l'evasione. E noi abbiamo organizzato gli uffici in maniera tale che ciascun settore possa interessarsi di aspetti determinati in maniera tale da colpire veramente gli evasori. Faccio questo appello ai cittadini. Per favore, noi abbiamo delle grandi difficoltà che sono dovute al fatto che per poter fare alcune cose qua a Vibo sono stati utilizzati fondi vincolati che non potevano essere utilizzati. È entrata in vigore anche una maledettissima legge che praticamente fa sì che i crediti del comune, e cioè i tributi che non vengono riscossi, addirittura siano considerati come debiti del comune, per cui se il cittadino pagasse di sua iniziativa probabilmente non ci sarebbe, diminuirebbero anche le spese, ma probabilmente contribuirebbe anche il cittadino perché la sua città possa salvarsi. E a proposito di comuni, 30 nuovi alloggi popolari sono previsti nel quartiere San Vito a Cosenza. La riqualificazione riguarderà anche il quartiere di Via Popilia con l'installazione di 50 ascensori. Gianluca Pasqua. Il comune di Cosenza deve puntare sulla riqualificazione dei quartieri popolari, questa è la linea, e così 5 consiglieri comunali chiedono di accelerare indicando già le priorità da mettere da subito in cantiere. Utilizzando il piano di riqualificazione, il quartiere San Vito vedrà la realizzazione di 30 nuovi alloggi di edilizia popolare da destinare alle famiglie costrette a vivere in case fatiscenti e insicure. L'altro passaggio riguarderà, o meglio dovrebbe riguardare, sempre secondo i 5 consiglieri, vale a dire Ciparrone, Cito, Ambrogio, Spadafore
tale sconosciuto l'installazione di 50 ascensori in altrettanti condomini di via Pupiglia per abbattere le barriere architettoniche e rendere la vita più vivibile a chi ha problemi di deambulazione, quindi è costretto a limitare i movimenti nel chiuso di un appartamento. Adesso spetterà al sindaco Occhiuto prendere in considerazione questi input che arrivano dalla compagine politico-amministrativa di Palazzo dei Bruzzi. E adesso la cronaca che ci porta a Reggio Calabria ricoverava mafiosi per evitare loro il carcere. Un nuovo sequestro di beni per un valore di 6 milioni di euro nei confronti del medico chirurgo reggino Francesco Cellini, già coinvolto nell'operazione Sansone. Gli hanno sequestrato beni per 6 milioni e mezzo di euro, un'altra tegola per il medico chirurgo di Reggio Francesco Cellini, già colpito da un sequestro di beni il cui valore si aggirava sui 19 milioni di euro. Il provvedimento è stato eseguito dagli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria con il supporto dello Scico. Cellini è imputato in un processo per concorso esterno in associazione mafiosa scaturito dall'operazione Sansone scattata nel 2016 e condotta contro le cosche Condello e Zito Bertuca, Imerti, Buda. Da responsabile e legale rappresentante della cooperativa Anfora che gestisce la clinica Nova Salus, Cellini consentiva ricoveri di soggetti vicini al boss Pasquale Bertuca, con il quale il professionista avrebbe intrattenuto rapporti fitti. In una relazione degli inquirenti si parla di contiguità funzionale. I ricoverati avrebbero tra l'altro così goduto di trattamenti penitenziari meno afflittivi della detenzione carceraria. Questo rapporto avrebbe evidentemente consentito a Cellini anche cospicui guadagni. Al sequestro di 6 milioni di euro, come del resto per quello precedente di 19 milioni, si è arrivati dopo un'importante attività di controllo sui conti correnti bancari e sui rapporti assicurativi e finanziari. L'attività della Guardia di Finanza è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Al termine di questa azione investigativa, finanzieri e Procura di Reggio hanno chiesto e ottenuto dal Tribunale della Città dello Stretto il provvedimento di sequestro. Parliamo adesso di una truffa all'INPS da 550.000 euro. La Guardia di Finanza di Rossano ha scoperto 311 falsi braccianti. Isabella Roccano. Il sistema per frodare l'INPS è sempre lo stesso: false assunzioni di braccianti per ottenere la liquidazione delle somme relative ad indennità di disoccupazione, malattia, maternità. L'ennesima truffa è stata scoperta dai finanzieri della Compagnia di Rossano nel corso di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura di Castrovillari diretta da Eugenio Facciolla, e così gli inquirenti hanno accertato che un'azienda agricola ha presentato all'ente previdenziale falsi documenti dal 2011 al 2014, ottenendo la liquidazione di indennità varie a beneficio di lavoratori che avrebbero prestato la propria attività su alcuni fondi della Sibaritide. Ben 311 le assunzioni fantasma scoperte dalle Fiamme Gialle, e non solo. Le false giornate lavorative sarebbero state effettuate su terreni di cui la società in alcuni casi non aveva neanche la disponibilità. L'uso dei fondi sarebbe stato attestato attraverso il deposito di falsi contratti di comodato. Oltre 15.000 le giornate agricole fittizie. Il danno per le casse dell'INPS è di 550.000 euro. Insomma, secondo quanto accertato dagli inquirenti, la cooperativa di fatto non avrebbe quasi mai svolto alcuna attività lavorativa reale mediante i lavoratori dichiarati. Si sarebbe solo limitata a presentare all'INPS documenti con cui richiedere la liquidazione delle indennità. Adesso sono state denunciate 311 persone per i reati di falso, truffa, illecita somministrazione di manodopera ed omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi obbligatorie per legge, e tra loro anche i soci amministratori della cooperativa. Ancora la cronaca ci porta nel Catanzarese perché la Procura della Repubblica ha dissequestrato l'appartamento nel quartiere Lido di Catanzaro, dove mercoledì scorso, lo vedete dalle immagini, si è verificato il crollo di un balcone che ha causato il ferimento di 5 persone. Il provvedimento è stato preso dal PM titolare del fascicolo Giulia Tramonti su istanza dell'avvocato Lo Monaco, che assiste i titolari dello studio commerciale dove è avvenuto proprio l'incidente e parte lesa nella
della vicenda. Secondo quanto si è appreso, già nelle prossime ore il legale depositerà una denuncia per verificare eventuali responsabilità nel crollo e per garantire il pieno sostegno ai dipendenti coinvolti. Il fascicolo è aperto contro ignoti in attesa delle verifiche strutturali sul terrazzo caduto. Intanto migliorano le condizioni dei feriti, c'è ancora apprensione per una ragazza coinvolta nell'incidente che in queste ore è stata sottoposta ad un intervento chirurgico nell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Torniamo in studio, adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Sono state rinviate a giudizio 4 delle 5 persone coinvolte nell'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro sulla presunta distrazione dei fondi di derivazione comunitaria per un ammontare di oltre 46.000 euro affidati dalla Regione alla società Fincalabra per la realizzazione delle finalità dell'ente da destinazione vincolante. I carabinieri della compagnia di Serra San Bruno hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa in relazione dell'omicidio di Bruno Lazzaro, il giovane ucciso a Sorianello il 4 marzo scorso. Destinatario dell'ordinanza è Gaetano Müller, di 19 anni, ritenuto esponente del clan degli Emanuele, vicino alla stessa famiglia Lazzaro, e arrestato nella recente operazione Black Windows. Rinviato a giudizio l'ex vicepresidente del Consiglio Comunale di Lamezia Terme Giuseppe Paladino, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa nell'ambito dell'inchiesta Crisalide condotta dalla DDA di Catanzaro. Lo ha deciso il GUP, che ha disposto il processo per altre 9 persone. Il GIP di Lamezia Terme ha condannato a 3 anni di reclusione a conclusione del processo con rito abbreviato l'imprenditore Giuliano Caruso, accusato di usura aggravata ai danni di un altro imprenditore. Contestualmente ha disposto la confisca di beni per oltre 10 milioni di euro. 4 cuccioli di cane sono stati salvati da una squadra di cantonieri dell'ANAS sulla 2 nei pressi dello svincolo di Tarsia. Una busta di plastica abbandonata ai margini della sede stradale, lanciati dal cavalcavia. I 4 cuccioli hanno ricevuto le prime assistenze e successivamente sono stati affidati al canile Argano in provincia di Cosenza per le cure necessarie. Adesso un prestigioso riconoscimento per Rocca Imperiale, che è entrata nella rete dei borghi più belli d'Italia. Vediamo. Rocca Imperiale entra nella rete dei borghi più belli d'Italia, un circuito d'eccellenza che premia non solo il lavoro svolto dall'amministrazione comunale, ma anche l'impegno dell'intera comunità, che ha saputo salvaguardare il patrimonio materiale ed immateriale del suo territorio. La visibilità di questo comune attraverso la rete di visibilità della nostra associazione sarà sicuramente esponenziale rispetto alla visibilità che un comune da solo avrebbe potuto avere. È una vittoria di una collettività e questo è indiscusso, ma fondamentalmente noi quello che vogliamo trasmettere e che vogliamo che si realizzi è la cultura della salvaguardia, della valorizzazione e della promozione di un patrimonio che altrimenti andrebbe disperso. In Calabria solo 18 comuni vantano il prestigioso riconoscimento ed è emblematico che tra questi ci sia proprio Rocca Imperiale, un comune conosciuto fino ad alcuni anni fa solo per il suo comparto agricolo e che oggi si sta imponendo sempre con più forza nei mercati turistici internazionali. Il risultato di Rocca Imperiale, porta d'ingresso privilegiata della Calabria, è un riconoscimento ed un orgoglio per tutta la regione. Penso che questo sia, l'ulteriore tassello di cui la Calabria si dota, perché il ragionamento che stiamo facendo da anni, dopo il nostro lungomare, la bellezza del nostro lungomare racconta dei segni della Magna Grecia che sono evidenti, adesso il borgo con i suoi segni medievali, quindi racconta un'altra storia, quindi le tante storie che noi siamo riusciti a mettere insieme in una sorta di collage che stanno rendendo sempre più bella la nostra Calabria. Questa è anche l'occasione per dire, per riaffermare la bellezza del nostro castello e l'importanza di un sostegno forte per recuperarlo definitivamente e metterlo a servizio in rete e soprattutto darlo alle nuove generazioni, perché tante volte si cerca altrove, però noi stiamo dimostrando come tanti giovani che si sono messi in rete, che hanno realizzato associazioni, possono continuare a stare nel loro posto, nei loro paesi che tanto amano. Adesso parliamo di fumetti con Caterina Giorgetti, fumettista della Disney, che a Cosenza ha incontrato gli studenti. Sentiamo.
Ospite dell'imprenditore Sergio Mazzuca a Cosenza, Caterina Giorgetti, che è una disegnatrice della Disney, un incontro in questi giorni anche con i ragazzi per spiegare questo mondo affascinante che sicuramente negli anni è cambiato. Sì, è cambiato, è cresciuto, l'avvento delle nuove tecnologie ha introdotto nuovi sistemi di lavorazione, ma ha anche permesso di approcciare questo mondo a molte più persone, quindi è sicuramente una cosa molto positiva. I ragazzi, i giovani sono interessati, sicuramente affascinati da questo mondo. Sì, sono molto affascinati, molto abituati a condividere immagini, condividere contenuti anche attraverso i social, con i telefoni, con i tablet e quant'altro, quindi il mondo dell'immagine è chiaramente vicino a chi come me disegna. Quindi ci vuole molta fantasia, molto estro, molta sensibilità per creare. Sì, sicuramente sono caratteristiche necessarie, ci vuole tanta curiosità di osservare il mondo, di volerlo rappresentare e tanta passione per questo lavoro, quindi per il disegno. Per me è la prima volta a Cosenza, sono stata coccolatissima, lo sono tuttora e quindi è molto positivo. Adesso l'Associazione Culturale Polimni ha organizzato all'Unical il concerto finale degli allievi che hanno partecipato alla masterclass di canto lirico. Al piccolo teatro dell'Unical, l'Associazione Culturale Polimnia, in collaborazione con il Comune di Rende, ha organizzato il concerto finale degli allievi che hanno partecipato alla masterclass di canto lirico. I giovani talenti provenienti da tutto il sud Italia hanno avuto modo di studiare con un docente d'eccezione, il soprano Fiorenza Cedolins. L'artista di fama internazionale, durante il percorso di formazione, ha potuto constatare la passione e l'impegno degli allievi per la musica lirica. Sono molto contenta perché queste voci sono molto generose, sono belle, naturalmente i livelli di preparazione sono diversi, anche il livello di talento è diverso, ma questo non sta né al docente né al merito dell'allievo, questa è un po' la fortuna che la vita ti può dare con più o meno generosità. Al termine del concerto, l'amministrazione comunale di Rende ha conferito a Fiorenza Cedolins il premio Arinta 2018. È un grande segnale, soprattutto per l'attenzione che l'amministrazione rivolge all'attività della nostra associazione, che intende valorizzare le risorse del territorio e poi in questo ambito si inserisce un progetto più complesso che vede anche coinvolti il Conservatorio, l'Università della Calabria e il Coro di Reggio Calabria e l'Istituto Da Vinci, che ha recepito questa richiesta fatta dall'associazione di realizzare i costumi di Traviata, che ne andrà in scena domenica, ma il risultato più bello è stato l'entusiasmo degli allievi che sono venuti in contatto con un mondo nuovo. Appuntamento domani 19 maggio 2018 a Luzzi a partire dalle 16:30 si terrà la rassegna del costume calabrese e delle etnie calabre organizzate dalla Proloco La Terra di Luci e dal Comune di Luzzi, che ha voluto inserirla nella programmazione degli eventi culturali per il 2018. Finalità del progetto è quella di far conoscere non solo il costume tipico calabrese, quello delle minoranze linguistiche, quanto le tradizioni, le bellezze naturali e il suo patrimonio storico-culturale. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di metincalabria.it. Si prospetta un fine settimana all'insegna del bel tempo, con temperature in linea con le medie stagionali. Tuttavia, nella giornata di venerdì, la risalita della Nord Africa di una debole perturbazione favorirà l'arrivo di nubi alte e stratiformi, con possibili deboli fenomeni.
mentre dalla tarda mattinata o primo pomeriggio la formazione di temporali di calore che interesseranno principalmente il Pollino e l'Altipiano Silano ed in estensione nelle aree limitrofe, le piogge potrebbero assumere localmente anche carattere di rovescio. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Sabato cielo sereno, poco nuvoloso ovunque. Dalla tarda mattinata aumento della nuvolosità sulle aree montuose con possibili piogge. Temperature stazionarie. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Sabato il Mar Tirreno poco mosso con venti a regime di brezza. Il Mar Ionio mosso con venti moderati dai quadranti orientali. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Mete in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.